L'argomento di oggi è una notizia molto interessante uscita giusto ieri riguardo le misure che adotterà l'Europa nei confronti di paesi come l'Italia che verranno giudicati probabilmente negativamente dalle agenzie di rating. Ecoffi, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Partiamo quindi col dire che cos'è un'agenzia di rating. È una società che si occupa di dare dei giudizi nei confronti di imprese oppure stati per quanto riguarda la loro capacità di pagare i debiti. Queste valutazioni poi si tramutano in punteggi, che attenzione non sono omogenei tra tutte le agenzie di rating. Infatti agenzie diverse danno punteggi diversi, anche con scale diverse. La più usata comunque è quella che va dalla A alla D, dove D è il default, quindi non riuscire a pagare i propri debiti. Dovete poi sapere, ed è importantissimo, che nonostante le scale diverse di giudizio, esiste un punto di demarcazione, una linea di demarcazione, oltre la quale un titolo di investimento diventa un titolo speculativo. Questa cosa sarà importantissima nel resto del video. Detto questo, le principali agenzie di rating che avrete sicuramente già sentito nominare sono Standard & Poor's, Moody's, Fitch, eccetera. A questo proposito sono imminenti i giudizi di queste agenzie anche nei confronti dello Stato Italia. In particolare venerdì dovrebbe esserci quello di Standard & Poor's. Ve lo dirò molto sinceramente, venerdì è molto probabile che verrà declassato il nostro titolo, che significa che passerà da una classe di rischio di insolvibilità, ovvero di mancato pagamento, ad una inferiore. E questo succederà perché le previsioni per il nostro PIL sono molto negative, si abbasserà di parecchi punti percentuali, e il nostro rapporto debito pubblico-PIL, del quale ho parlato nel video qui in alto a destra, passerà probabilmente a più del 150%. L'ultimo aggiornamento del rating dell'Italia fatto da Standard & Poor's confermava la BBB, che dice esattamente questa cosa. Adeguate capacità di rispettare gli obblighi finanziari, tuttavia condizioni economiche avverse o cambiamenti delle circostanze sono più facilmente associabili ad una minore capacità di adempiere agli obblighi finanziari assunti. Chiaramente essere declassati fa percepire agli investitori un rischio maggiore nell'investimento sui titoli di Stato italiani e questo porterà automaticamente ad un innalzamento del tasso di interesse sui titoli di Stato, che è un problema per noi. È una cosa abbastanza grave, ma c'è una cosa ancora più grave che mi ha portato a fare questo tipo di video. Dovete infatti sapere che negli episodi precedenti che trovate qui in alto a destra, avevo detto che la BCE mette in campo un piano di quantitative easing, che è sostanzialmente l'acquisto di titoli di Stato. Però ci sono delle regole molto stringenti da rispettare. Tra queste regole c'è anche quella che dice che non si possono acquistare titoli che abbiano un rating troppo basso e che quindi siano titoli speculativi e non titoli di investimento. Nel caso di Standard & Poor's, questa soglia va da BBB- a BB+, e noi siamo esattamente BBB, quindi ci passa un semplice doppio declassamento per arrivare a titolo speculativo. Inoltre, se venisse declassata da tutte e quattro le agenzie di rating che ho detto precedentemente, verrebbe tecnicamente considerata non acquistabile dalla BCE. E capite perfettamente che questo tipo di normativa è abbastanza pericolosa per paesi come l'Italia, che sono molto vicini a questa soglia. Negli ultimi giorni si è vociferato, ma non c'è nulla di ufficiale, che il PEP, ovvero quel meccanismo per il quale si acquistano una massiccia quantità di titoli di Stato sul mercato secondario, ho fatto un video a riguardo che trovate qui in alto a destra, possa prevedere in deroga che si acquistino anche titoli che esulano da questi vincoli. E ve lo sto dicendo nonostante non sia ufficiale, perché il sentore che questa cosa avverrà è dato dal fatto che nei precedenti giorni questa stessa cosa è già stata fatta per i prestiti alle banche. Dovete infatti sapere che i prestiti in denaro che la BCE concede alle banche hanno come contropartita delle particolari garanzie che si chiamano collaterali. Ora, la BCE prevede che come garanzia non possano essere dati dei titoli speculativi, ma solamente dei titoli di investimento. Tuttavia, giusto l'altro ieri, questo limite è stato rimosso, che significa che come garanzia le banche possono dare anche quei titoli che vengono considerati junk, ovvero spazzatura. Tenendo conto che le banche possiedono tantissimi dei nostri titoli di Stato, qualsiasi declassamento avvenga, loro potranno usare questi titoli come garanzia, nonostante siano junk. Speriamo quindi che la BCE possa, se mai ce ne sarà bisogno, acquistare anche i nostri titoli di Stato se verranno declassati. Non è detto che vengano declassati così tanto, attenzione. Però sarebbe abbastanza irrealistico lo scenario in cui la BCE non sostiene la domanda di titoli di Stato italiani sul mercato secondario. Sarebbe un tracollo, lo spread si alzerebbe a livelli spaventosi.
Chiudo con un paio di chicche. Il rating della Germania è AAA, quello della Francia è AA, mentre quello della Spagna è A-. Siamo messi molto male noi italiani. Peggio di noi il Portogallo, BB-. Segnalo in ultimo, prima della curiosità economica, che il Venezuela ha un rating di SD, Selective Default, che significa semplicemente che ha deciso di non rimborsare alcune obbligazioni. Non è esattamente un default, però c'è molto vicina. Sapevate che questa è la maggior banconota emessa dalla Banca Centrale dello Zimbabwe nel 2008, vale 100 miliardi di dollari dello Zimbabwe. Peccato però che valga solamente più o meno come un abbonamento settimanale all'autobus.